Vabbè, scoppia l'amore. Però tu come sempre in un tema così importante Non mi interessa, come... tutte e due devo parlare. Come l'ambiente... Non mi interessano queste cose. Aspetta, che con l'ambiente tu che cosa fai? Ridi, non dici niente. E non va bene, devi dire qualcosa in merito a questa cosa. E diccela, no? Sui giovani. Guagliù, e siamo a parlare. Parlammo. Allora, amici miei, grazie a voi. Ma veniamo al succo. Amici miei, adesso potrà entrare solo il 35% nelle discoteche. Questa è la capienza. Io già al 100%, se andava tutto bene e non pigliava niente. È una questione matematica. Pensa adesso che sei al 35%. Ma come si fa? Io mi ricordo quando uno andava in discoteca, quelle belle discoteche piene, ma era sempre tutto buio. Un giorno mi avvicinai al bancone di un bar e dissi: sei da sola? E lei: sei con un'amica? E lei: dopo puoi venire con me? E lei si avvicinò al barman e disse: voglio, puoi continuare un'altra mezz'ora, ti dirà sempre di no. Ma perché è fidanzata? No, perché stai parlando con ventilatore. E allora, amici miei, la prima cosa che noi facevamo quando entravamo in macchina, dicevamo agli amici: allora che fate? Chiappate. Disse uno: sì, a me una ragazza mi ha dato il numero. Wow. Ti ha dato il numero. E come hai fatto? Niente, gli ho dato i 5 euro e il cappotto e lei mi ha dato il numero. Era vogliono lo guardaroba. E allora, amici miei, per ricordarvi che la discoteca è anche un momento di amicizia, di confronto. Io il mio primo amore l'ho conosciuto proprio in discoteca. E allora permettimi di dire una cosa, Vanè. Con queste restrizioni non si risolve il problema delle discoteche. Fuori dalle discoteche va bene che ci sto butta fuori, ma per riempire i locali nel governo ci vuole un butta dentro. E se ha già parlato, parla. Grazie mille a tutti quanti. Comunque diciamo che non siamo assolutamente d'accordo con questa posizione. Io lo dico e qui lo dico.